Una novità importante per la sanità agrigentina, in particolare per l'AMO dell'ASP 1. Ci sono quindi dunque 5 ospedali in questo bacino e in questi 5 ospedali finalmente arriverà nuovo personale, quindi una novità positiva non solo per i lavoratori ma soprattutto per la popolazione. Certamente non c'è più nessun alibi che possa impedire le assunzioni e dare serenità e stabilità al posto di lavoro, perché il servizio sanitario ormai è crollato. Quindi si partirà subito con le assunzioni. Domani ci è stato annunciato dal commissario nell'incontro avuto ieri con l'area emergenza ed urgenza, metteranno in dotazione organica con un contratto a tempo indeterminato tutti questi medici che hanno già maturato il requisito necessario attraverso le graduatorie pubbliche. Si procederà di conseguenza con le stabilizzazioni dei precari che ci sono sempre in queste aree e via via si metteranno in campo tutti quegli strumenti per arrivare a completare la dotazione organica con tutto il personale che ne ha di bisogno. Questo significa dare serenità agli operatori, significa dare anche un servizio un po' migliore rispetto a quanto oggi i cittadini di questa provincia hanno avuto. A proposito di migliorare il servizio, la novità importante sono dei presidi territoriali. Sì, il secondo annuncio che ci è stato fatto ieri in questo incontro è stata appunto la volontà di potenziare, io aggiungo finalmente, perché già nella riforma dell'ex assessore Russo molti anni fa ci avevano annunciato questa rivoluzione. Ci è stato promesso che ci sarà anche il potenziamento della medicina del territorio, perché vede, non ci potranno essere mai medici a sufficienza al pronto soccorso se noi continuiamo a intasarli. Quella riforma diceva la sanità a casa del cittadino, la salute a casa del cittadino. Ecco, potenziare il territorio significa decongestionare anche i pronti soccorso, liberare di queste incombenze quei bravi professionisti che operano con pazienza, con amore in questa professione e il cittadino finalmente poter avere vicino casa un servizio di qualità ed evitare la via crucis che tutte le volte significa andare al pronto soccorso. Da quanto tempo non si sbloccavano le assunzioni ad Agrigento? Agrigento paga anche un costo pesante di essere l'unica azienda provinciale sin da quando è nata, l'ASPE è nata nel 2009, non ha mai fatto nessun concorso, mentre tutte le altre province tra il 2009 e il 2010 avevano riempito le dotazioni organiche. Agrigento prima per l'incapacità di programmare i concorsi, poi causa il decreto Balduzzi del 2012 che ha bloccato di fatto a qualunque titolo le assunzioni. Noi siamo l'unica provincia che non abbiamo fatto mai un'assunzione a tempo indeterminato o bandito un concorso. Voi immaginate quanto personale è andato in pensione dal 2009 al 2017, tutto questo è rimasto sulle spalle di chi è rimasto a lavorare. In un primo momento si era cercato di sopperire a questa carenza con dei contratti a tempo determinato, ma queste professionalità via via le abbiamo tutte perse, perché mentre le altre ASP d'Italia, oltre che della Sicilia, assumevano, noi eravamo fermi, quindi i medici venivano, si formavano e poi scappavano per un posto di lavoro più sicuro verso il nord.